Il cartello sociale è intervenuto in questo dibattito relativamente alla sanità organizzato dal PD con parole, diciamo, molto forti. Il cartello sociale è sempre presente dove si parla di sanità, dove si denuncia la mala sanità, dove si propone una buona sanità. Noi abbiamo apprezzato l'interessamento del partito per la città di Agrigento, ricordiamo la grande manifestazione fatta da Agrigento prima, poi a Canicattì, poi a Sciacca. Vede, sulla sanità ormai i cittadini capiscono da sé che devono martellare questo governo regionale in particolare, ma anche il governo nazionale. Tanta gente non ce la fa più a curarsi, ha persino deciso di non curarsi, perché c'è da disperarsi nella sanità pubblica e perché non si hanno più le risorse per curarsi nel privato. I pensionati sono nella nostra provincia quelli che hanno una media di pensione più bassa assoluta al mondo, mentre nel nord Italia una media pensionistica di 1.700 euro, in Sicilia 1.300 euro, ad Agrigento 1.050. I pensionati non possono più curarsi e non possono comprarsi le medicine. Da noi il tasso di disoccupazione è talmente elevato che ormai si fa persino fatica a riportarlo. Da noi la media di uno stipendio è così bassa che chi lavora è tra i poveri. E allora, per ritornare alla sanità, noi chiediamo che vengano fatte subito i concorsi, le assunzioni. Si dice che mancano i medici, questo è un falso problema. Ad Agrigento mancano 1.900 operatori, di cui solo appena 500 sono medici. Noi abbiamo bisogno di dare serenità nei reparti, nei corridoi, nei poli ambulatori, anche con la presenza degli infermieri, degli OSS e degli ausiliari. Ecco perché il cartello sociale questa sera è intervenuto per dire ai cittadini: stiamo tutti assieme, alle forze politiche che sentono questo problema, mettiamoci insieme e spingiamo affinché questo governo regionale e nazionale la smettano di lavorare per privatizzare la sanità.